benvenuti al Palanato di Sesto San Giovanni per la terza giornata di campionato di Serie 1. Le ragazze di San Martino di Luperi sfidano l'Allianz Geas Basket. Assolutamente sì, è stato molto solido il mercato di San Martino, che però parte 0-2. Peraltro fuori gioco no, non è che ci fosse gran difesa, prova a rispondere subito Turcinovic. In questo fondamentale per lei, 50% in stagione. Così ad occhio direi che la difesa decide di chiudersi. Da lì intanto parte nuovamente con Turcinovic che va dentro di mano destra, poi conclude di sinistra. La casalinga aveva iniziato devastando il ferro da 3 dentro per Tinara Moore, che grande capacità di arrivare al tiro in quelle situazioni di gioco. Attacca ancora Kostovic al centro dell'area per un po' sospetto, ma la panchina di San Martino ha avuto più che ragione. Un po' sfortunata in questa situazione, si era liberata benissimo, è contrastata da... Se segna lei, le avversarie sono due, ma non sembra assolutamente. Dall'altra parte, da lì compagna con il numero 5 che cerca di attaccare sulla linea di fondo, per poco Guatmi non riesce a recuperare. San Martino con Russo che in palleggio prende il centro dell'area con l'arresto e tiro. Le riesce a controllare benissimo, palleggio, arresto e tiro per il 18-10, che ora diventa 18-12. Turcinovic dalla distanza, pallone che si incaglia sul ferro, Arado in qualche modo lo recupera, che ritorna da Guarise, la numero 3 si butta al centro dell'area, poi scarica per Conte che se la sente dalla distanza, restituisce da Bestagno, ancora un palleggio per mettersi in ritmo, centro dell'area, canestro, capiterò Convente, poi trova nell'angolo solo partenza della numero 7, libera da Moore che peraltro avrebbe anche vantaggio del mismatch fisico, riesce infatti a tirare. Guarise al centro dell'area si impossessa della tasca, poi torna fuori da Russo che continua, scena canestro, poi trucco da 2, solo primo ferro, rimbalzo di Guatmi che fa un palleggio, poi va in rovesciata perché non c'è nessuno trucco, la partenza al numero 12, lo scarica ancora per Guatmi che si mette al ritmo con un palleggio. Moore, palla fuori poi per Trucco che se la sente dalla distanza, c'è un bersaglio bello grosso dipinto sulla schiena, tanto ancora una conclusione di Russo, il quintetto, ribaltamento per Trucco che con un palleggio trova il centro dell'area con Conti che può provare ad attaccare Kostovic, arriva fino in fondo, si prende un discreto sturo tra Arturi e Bestagno peraltro con 3 falli, pallone al 4 anni di college a Boston, 16 media da senior, tanto un errore al tiro ma rimbalzo di Kostovic, che transizione di Bestagno che guarda Guatmi dall'altra parte, la sua mattonella, questo il pallone adesso lo ritrova in mano, deve essere un po' scivolosino, Guatmi poi lo raccoglie, arriva Bestagno che passa ancora una volta dietro il blocco, da lì in palleggio, arresto e tiro e canestro, vorrebbe andare da Tava, invece trova Guatmi, palleggio, arresto e tiro, molto ben eseguito, riguadagna Guatmi, fuori per Panzera, tiro d'allenamento, segnato. Panzera un po' nel traffico. Ancora Soul, attacca lei, 5, 4, palla fuori per Conte, se la sente da 3 per la parità, finta la conclusione, poi va da Bestagno che però non può attaccare contro Soul se non in questo momento, tanti palleggi, poco altro, Guatmi, ci sarebbe palla dentro per Trucco, invece Bestagno va in 1 contro 1, preoccupata per quello, poi dopo in realtà ha scoperto di non aver avuto neanche il fallo a favore. Bestagno dall'altra parte, Arturi che poi torna sul suo lato in campo nel quarto, la capitana Panzera attacca, scarica nell'angolo per Arturi che se la sente, va lunghissima, Mura a rimbalzo, riesce anche a prendere, tirare, scarica per Arturi, partenza al numero 5 che riesce ad arrivare fino in fondo, poi gli mette il blocco Moore che ora può ricevere in zone più consone, si gira infatti, tira, questi sono 2, poi tante difficoltà, solamente 31 punti segnati, erano stati 23 nei primi 10 minuti. Di Jasmine Guatmi, molto ben eseguita, ottimo anche l'assist. Intanto io ti ricordo, ho sempre lì l'icona della rottura prolungata. Sì. Da lì finta la tripla, poi se la prende ed è canestro, un classico. Ritorna giocando per gli stessi obiettivi, bisogna guardare anche quello, palla in attacco tanto di Tinara Moore, invece no. 73-63, scadono i secondi della partita, finisce così.